Batasiolo è il nome proprio del toponimo, posto proprio sotto Bricco Manescotto, ci troviamo qui nel cuore di La Morra. E quindi Batasiolo molto spesso me lo chiedono, ma non è il cognome della famiglia, No, perché la infatti ho famiglia. letto che è Dogliani, e quindi Esatto, la famiglia è Dogliani, quindi Batasiolo è il nome del toponimo della zona, posto sotto una bellissima vigna che si trova, anzi ti invito in azienda quando verrai volentieri, volentieri. a fare un bel giro esperienziale per vedere un po' le vigne di Batasiolo. Ecco, questa vigna è molto importante, si chiama Bricco Manescotto e siamo nella contrada appunto Batasiolo nel cuore di La Morra. Ah, infatti siamo insomma vabbè, avranno capito i nostri followers in Piemonte, nelle Langhe, Sì, esatto, località La esatto. Morra, quindi insomma siamo proprio nel posto proprio dei vini più, che piacciono di più anche all'estero, quelli più famosi, insomma, perché qui siamo nel regno del Barolo, il vino dei re e il re dei vini, insomma, detto, quindi, eh? Sì, un po' diciamo che devi sapere che questa è una mia opinione, un po' anche cercando un po' empiricamente quello che andavo a fare, voglio dire, quando va in giro a parlare del Barolo, di Batasiolo, della value proposition che l'azienda tutti gli anni si ripropone. Consideriamo che comunque che questa è un'azienda generazionale, quindi ogni anno devi ricontestualizzare, raccontare la propria storia, raccontarla in maniera quanto più è possibile, innanzitutto etica, eticamente corretto, quindi senza troppi fronzoli, andando proprio nel cuore delle persone e raccontando anche un po' l'emozione di quello che noi viviamo. Questa frase che è giusta, quella che hai detto tu, quella di essere il vino dei re e re dei vini, un po' ha nociuto alla fama internazionale del Barolo, perché da un punto di vista di posizionamento, la gente, il consumatore medio, anche il neofita meno esperto, ha identificato il Barolo come un vino delle speciali occasioni. Per Quindi un fortuna po' oggi. inavvicinabile magari, no? Invece qui ne abbiamo tante, anche tante tipologie, anche qui nell'azienda Batasiolo. Senti, ma prima di iniziare, allora, un attimino la storia, stavi dicendo che è generazionale, insomma, la famiglia Dogliani nel 1978 acquistano 7 beni. Sì, che uniti ovviamente ai beni della famiglia, 7 beni ovviamente intendono 7 terreni, 7 vigne. Ah, sette sette cascine. cascine, No, ok. come vigne qui pensa che noi abbiamo un parco vigneti di 140 ettari, il più grande nel cuore della Langa, di cui 130 ettari che sono vitati, la restante parte sono terreni agricoli che negli ultimi anni sono state piantate delle nocciole, ma sono state piantate delle nocciole non tanto per una questione remunerativa, quanto per favorire la biodiversità che c'è, che è fondamentale, ovviamente, tu lo sai molto bene, per la riuscita di un ottimo vino. Certo. 80 ettari di questi sono Nebbiolo da Barolo, quindi hanno unito alle cascine di famiglia, ai beni di famiglia, quelli ovviamente acquisiti per acquisizione della cantina Chiola a decorrere dal 1978, ma loro erano già attivi nel mondo del vino. Poi essendo una famiglia anche molto grande come le famiglie di una volta, ognuno ha investito anche in diciamo business diversi, quindi si è ritrovato comunque ad avere anche tutta una serie di attrattori di prossimità come possa essere il resort 5 Stelle Lusso che si trova a Serralunga, come può essere il ristorante stellato una stella Michelin, cioè varie attività che poi ovviamente vanno tutte quante a convogliare ovviamente nell'attività del mondo del vino e non solo. Questa è Bene. un po' la storia. Diciamo, come tu giustamente hai detto, come bene identifichiamo un po' quello, uno pensa, dice 130 ettari, ma sono un'enormità, come Eh, faranno? Allora, quando verrai in Batasiolo ti farò vedere che ogni cascina, che in tutto, nel cuore della Langa, nei terreni più prestigiosi della Langa, detiene ancora la gestione del vigneto, la famiglia originale. Quindi alla fine è tutto familiare. Addirittura i primi anni nei quali io lavoravo in Batasiolo, guardavo e dicevo, ma guarda, ma ci sono le stesse persone che scelgono l'uva. Non l'avevo notata questa, è una cosa fondamentale perché è vero che comunque determinati lavori di raccolta li fai fare comunque durante il periodo di vendemmia alle cooperative, però è vero che è una gestione totalmente familiare ed è questo importante perché tu hai il totale controllo della filiera a monte
per quanto riguarda la vigna, a valle ovviamente durante la trasformazione con l'aiuto della tecnologia. Sì, quindi questo beh, è importante, poi la tradizione, insomma, la familiarità, bello, bello. Senti, te già stai bevendo, io ancora no, perché questa sera Esatto. assaggiamo, intanto lo diciamo ai nostri followers, allora due vini Io, che me ne sono arrivati tanti, cioè il Barolo del 2017, intanto li facciamo vedere, e l'Anghe Nebbiolo 2019. Il cru, diciamo che Batasiola ha 5 cru, lo lasciamo per la prossima volta, lo facciamo vedere qui, Briccolina del 2014 e poi abbiamo anche altri vini, Barbera, Barbaresco, insomma un'ampia gamma ci è arrivata da Batasiolo, ma soprattutto ci è arrivata una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Allora, ti faccio subito la domanda, Tortoniano o Elveziano è il vostro terreno? Perché questa è la tipica domanda dell'esame, quindi i terreni, le marne, azzurre o brune delle Langhe, perché sono suddivise secondo la marna, il vino ha delle particolari caratteristiche, più fruttato, più tannini, quindi voi siete ah, elveziani o tortoniani? entrambi, both, entrambi. Tortoniano, un terreno tortoniano ricco ovviamente delle cosiddette marne di Sant'Agata fossili, che è un tipo di marna, un tipo di fossile che viene appunto nella zona di La Morra. Ovviamente è un tipo di sabbia composta anche da arenarie di diversa granulometria, che ovviamente ha, come giustamente hai detto tu, una conformazione alla fine nel bicchiere, diciamo, si distingue nel bicchiere proprio da questi tannini un po' più rotondi, una solarità comunque che colpisce, diverso invece dalla parte elveziana, serravagliana della zona di Serralunga d'Alba. Quindi entrambi, perché noi abbiamo anche un bel Barolo, zona Boscareto, che appunto si Ah, chiama Cru Boscareto, dove c'è è uno dei 5 cru, infatti ho letto Boscareto. l'omonimo, l'omonimo resort, che lì invece è il benchmark del Barolo. Se volessimo evidenziare o raccontare a un neofita, ma anche tu, da un punto di vista didattico, cos'è il Barolo, sicuramente racconterai un Barolo di Serralunga d'Alba, quindi parte elveziana, terreno molto più antico, abbiamo a destra le montagne, a 75 km il mare, una biodiversità molto diversa dalla zona dove siamo qui alla Morra. Tu devi sapere che io sono in ufficio per fare questa diretta. Io stavo già, quindi mi sono versato i vini, quindi già iniziavo a sentire quello che ti avevo mandato. Ho detto fammi un po' sentire E poi è che cosa arrivato mi... questo, è arrivato, è proprio questa cosa mi piace tantissimo, mi piace, Gabriele? Eh? Eh, Terra di briccolina, eh? Eh sì, Bricolina lo assaggeremo la scorsa volta, è stato il mezzo attraverso il quale poi ci siamo conosciuti. Bricolina è un cru molto importante, pochissime bottiglie, sono i vigneti più storici dell'azienda, il vigneto forse più identitario da un punto di vista proprio di vestizione della Batasiolo, tutti la riconoscono, ci sono dei cru importanti per carità, ma la Bricolina è sicuramente quello che nei paesi soprattutto d'oltreoceano è quello più riconducibile a Batasiolo. E quello è il pezzo di terra che noi abbiamo Eh. cristallizzato all'interno di un cubo ed è molto bello e didattico anche. Quindi È quando farai, bellissimo, infatti guarda, mi è piaciuto tantissimo anche per i nostri corsi magari di e lo farai, avvicinamento al vino, esatto, cioè fantastico. e lo farai vedere ai tuoi allievi. Allora, lo Ecco. consigliamo, ci stava seguendo anche Danilo, prima l'ho letto passando di Vino in Fieri, che sta per iniziare un corso di avvicinamento al vino. Lo venderò caro questo. Dico, o vengo io a parlare del Barolo oppure niente. Bene, bene, no, questo infatti mi è piaciuto tantissimo. Allora, che ci degustiamo? Allora, tu già ti Allora, sei versato tutto. sì, Allora, tutte e sì, due sì. la Nebbiolo, perché il Barolo va bene, noi lo diciamo ai nostri followers perché magari certi saranno più esperti, certo meno esperti, però il vitigno del Barolo è il Nebbiolo, 100% Nebbiolo, giusto? Sì, Allora, giustissimo. Inoltre voglio dire, se guardi in etichetta, mhm. dovrei Allora, averla anch'io qua, ogni tanto si oscura. Allora, tu guarda in etichetta, qui abbiamo Langhe Nebbiolo, quindi significa che eccolo. innanzitutto Langhe è una parola celtica, significa lingua di terra. Ah, Nebbiolo ha vedi? ha un'etimologia, diciamo, molto Intanto. empirica, risalente alla nebbia, perché ovviamente qui il nebbiolo ha un ciclo vegetativo molto lungo, quasi di Eh sì, 180 giorni,
il primo a germogliare e l'ultimo ad essere vendemmiato. Sì, infatti è un Eh, vitigno difficile, infatti rientra tra i vitigni internazionali, però che si coltiva bene solo nelle Langhe praticamente, solo in Piemonte. Eh? hanno provato a piantarlo anche in Australia, hanno provato anche in varie parti del mondo, Niente. però diciamo la zona il suo birthplace, dicono gli inglesi, è proprio appunto la Langa, ovviamente Eh. con delle caratteristiche uniche e irriproducibili. Tu oggi degusti l'annata con me 2019, Sì, del che è una... Nebbiolo, Sì, esatto, Langhe che Nebbiolo. devi sapere che è un'annata un po' che ha ristabilito un ciclo vegetativo che partiva dalla 2017. Tu ti ricordi il caldo della 2017? Questo è importante perché poi parleremo del Barolo 2017 che viene successivamente. Annata calda la 17, l'annata 18 è stata un po' di rimbalzo. Nell'annata 19 abbiamo ristabilito un ciclo vegetativo normale, quello di almeno 180 giorni, una germogliatura più o meno in linea con quella che può essere un'annata abbastanza regolare, germogliature intorno alla seconda settimana di aprile e la vendemmia per quanto riguarda il Langhenebbiolo l'ultima settimana di settembre. Per fare Barolo invece siamo andati intorno anche alla seconda settimana di settembre, la seconda settimana di ottobre, scusami. Allora, Ecco. questo vino devi sapere che la maggior parte delle persone, quando vai a raccontare, dicono, ah, questo è un baby Barolo, questo è un baby, ah, buono, questo è un baby Barolo, si lascia bere, una cosa così. Allora, non c'è cosa di... Certo, perché dicono che il Barolo si fa dal Nebbiolo che se invecchia un tot, insomma, di mesi, di anni, diventa, insomma, è il Barolo. Invece, Invece, tu che sei una teacher, allora io ti dico che questo è un vino propedeutico al Barolo, quindi sicuramente ai tuoi allievi interesserà avvicinarsi al Barolo perché tu lo sai, è un po' ossico, non è compromissore come il Sangiovese, non è bello, marmellatoso a tratti, perché poi se mi sentono altri di altre aziende mi dicono non è bello come il Merlot rotondo, bello con un ciclo vegetativo bello corto, è un vino, insomma, che devi spiegarlo, devi un attimo piano piano a avvicendare un po' i neofiti ai tannini, a questa acidità, insomma, non è che ti svegli la mattina e dici compro una bella bottiglia di Barolo, insomma, ci arrivi con il tempo, insomma, studiando, assaggiando, degustando e facendo, insomma, tutto quello che normalmente abbiamo fatto tu, io e tutti quanti che beviamo Barolo. Allora, questo è un vino che fa una fermentazione alcolica e malolattica in acciaio sì, e fa un leggero passaggio in legno di almeno 8 mesi. Il legno è un legno grande da 10.000 litri. Tu senti l'incidenza del legno? no. Ecco, allora, questa è un'altra domanda che mi fanno. Ho detto, questo è un vino che sembra che abbia delle caratteristiche abbastanza immediate date dall'acciaio, invece fa un leggero passaggio in legno. Quindi il legno, a mio avviso, credo che sia ben dosato, perché senti proprio questa nota di lampone, Sì, frutti rossi, no? non è predominante, insomma, non è che tu come insomma, lo senti al naso, la prima cosa che ti viene ovviamente non è il legno, assolutamente no. E poi l'hai detto anche tu prima, guarda il colore è molto Eh, scarico, è un colore scarico, poco concentrato, è sì. proprio tipico del Io Nebbiolo che è questo rosso volevo far rubino. vedere un po' infatti la differenza, perché sembrano tutte e due nebbiole, invece l'altro vedi, è molto più granato. Vabbè, dal telefono insomma non si vede benissimo, però noi che ce l'abbiamo Esatto. ve lo assicuriamo. Infatti sì, un colore rubino, bello. Eh, sì. E quindi e però fa legno, ovviamente fa legno grande, no? Sì, fa legno grande in modo tale che noi attraverso il legno grande sentiamo un po' più Botti la di caratteristica rovere. Mm. di Di rovere Slavonia, di di Slavonia, Slavonia, sì. che è un tipo di legno che viene ovviamente dalla Croazia e successivamente lavorato ovviamente dai mastri veneti che possono essere anche gamba, diversi, voglio dire, aziende, però un tipo per il disciplinare per quanto riguarda qui il Langa come tradizione si utilizza questo tipo di legno che è tipico ovviamente per la produzione del Barolo. Poi al di là, voglio dire, di quelle che si sono susseguite, che magari ne parleremo la prossima volta, di quelle che sono state anche
successivamente anche gli interventi da parte di nuovi produttori nell'introduzione di legni piccoli, eccetera, Eh sì, eccetera. anche questa cosa si studia, eh? Da noi era proprio insomma questa, le nuove generazioni con legni piccoli, invece i tradizionalisti con le botti più grandi, insomma c'è questa due filosofie di pensiero, diciamo, in questo Oggi, momento. esatto, oggi perfettamente questi due stili si integrano perfettamente, quindi tu non avrai un solo Barolo, ma avrai varie facce del Barolo, però ovviamente ogni consumatore, ogni utente sceglie il suo Barolo preferito, che possa essere dato da una parcella di vigna, possa essere dato anche da un modo Certo, di vinificazione che prevede o la barrica o la botte grande, cose di questo tipo. Allora, di lo questo assaggiamo un attimo, lo assaggio, vai, vai, dimmi. allora, è un vino che si lascia bere molto facilmente, è un vino che tra l'altro io consiglio anche di bere l'estate ad una temperatura di servizio Sì, leggermente fresca perché senti queste note, lampone, fragola, questo sì, retroolfatto che ritorna anche con questa di frutta leggera rossa. È frutta una nota rossa. speziata, leggera, eh? Sì, sì. Non predominante, però si sente. Sì, una spezia così un po' orientaleggiante che sì. A me il nebbiolo piace molto, eh. Nel senso, anche a un corso, adesso salutiamo anche la nostra amica Lilli, che era rimasta proprio affascinata, c'era insomma nei vari corsi che facevamo, una volta c'era proprio il nebbiolo ed era rimasta affascinata, quindi questa è la sua diretta, mi dispiace che non lo può assaggiare direttamente. Però sì, è un vino giustamente, sì, è comunque fresco, e come dici te, quindi si può anche degustare d'estate con... sì, perché poi quando dicono a temperatura ambiente, ovviamente non a 35 gradi, nessun vino, insomma, si beve a 35 gradi d'estate, quindi anche i rossi, magari se vengono leggermente rinfrescati, non è male, giusto? Tu hai detto, guarda, bravissima, lo penso tantissimo anch'io. Sì. Allora, c'è la tendenza ad andare nei ristoranti e ordinare uno, vabbè, non è che tutti quanti bevano d'estate il vino bianco, bevano la bolla, che possa essere Charmat, Martinotti, metodo classico, eccetera, eccetera. Uno vuole bere anche, ci sono tante donne, per esempio, un segmento molto sensibile ovviamente a quella che può essere l'SO2, la solforosa, flavonoidi, cose di questo tipo. Allora chiedono un vino rosso che possa essere un dolcetto d'alba, un rossese anche ligure, sono quei vini che si lasciano bere molto facilmente, ma anche un Barolo, ci sono dei Baroli della zona di La Morra, come il Brunate, che si lascia bere un classico Barolo da bere d'estate, però giustamente ti danno questo vino, già fa caldo, sta botta d'alcol così, e ti danno questo Eh, vino caldo tipo vin brûlé, e ti dicono, ah, così ho vino rosso. Ho detto, no, il vino, giustamente come hai detto tu, ha la temperatura di servizio è fondamentale. Quindi d'estate bevete vino rosso, però bevete anche vino rosso fresco. Portatelo ad una temperatura anche di 14 gradi. Lo so che è freddo, però adesso è inimmaginabile. Fa un freddo, eh, specie qui in Piemonte. Però non pensate di bere il vino rosso caldo d'estate. Il no, vino va servito alle temperature di servizio ottimali e se non le sapete, chiedono a te. esatto, esatto. No, no, infatti è così. Senti, invece poi il nebbiolo viene trasformato nell'altro vino, nel Barolo. Il Barolo, abbiamo un Barolo di OCG 2017, sempre nebbiolo è. Perché infatti quando uno dice no, sì, mi piace il nebbiolo, mi piace questo, sono vini completamente diversi, non si può generalizzare. Invece questo qui diventa appunto Barolo, il Barolo. Poi il Barolo è il primo, cioè comunque il Piemonte sta avanti, perché il Barolo, lo diciamo, è il primo vino studiato in Italia dalla contessa, no, Faletti insieme a Cavour, Giulia Faletti. Portano un esperto francese, perché i francesi invece lo studiano da molto prima di noi, il vino, e quindi nasce il Barolo, perché insomma comunque per arrivare a farle esprimere al massimo le proprie caratteristiche, sempre, il vitigno è sempre lo stesso, il nebbiolo, ma insomma hanno visto che con un invecchiamento il vino insomma, può sprigionare delle caratteristiche diverse e migliori. Scusami, mi è caduto.
Sì, Il effettivamente vino, diventa... no? Non ti è caduto il No, vino? no, l'auricolare. L'auricolare va bene. È giustissimo quello che hai detto. Udar era l'enologo francese, È vero, appunto Giulia Vittorina Colbert sposa i Falletti, quindi una donna, e se tu ci pensi, furono tante donne che codificarono e leggiamo all'interno della storia enologica, quale anche la Champagne, quindi pensa al ruolo sì, sì. femminile da un punto di storia del Barolo, di storia della Champagne, Barbe Nicole Ponsardin, la vedova Clicquot, Eh sì, Clico. Boulanger, Giulia Vittorina Colbert per il Barolo, quindi è fondamentale il ruolo della donna da questo punto di vista. Addirittura esistevano due tipi di Barolo, uno all'Astaglieno che era un po' più dolce, era un po' pépillant, quindi Udara si era accorto che c'era un problema di vinificazione, che aveva un grandissimo potenziale la zona. E infatti il fatto è questo, che questa è veramente una terra baciata da madre natura. Tu qualsiasi cosa tu pianti qui viene bene. Io vivo da 20 anni, sono un po' una polide, vivo tra la Puglia, la Roma, il Piemonte. Io ti assicuro che le cose, anche la qualità del cibo, della gastronomia, l'attenzione, la maniacalità dei piemontesi nel fare determinate cose in una certa maniera. Quindi non solo hanno avuto madre natura che ha baciato questa terra, ma la loro predisposizione anche a valorizzare e a mantenere quello che Madre Certo. Natura gli ha dato è fondamentale perché ci sono tantissime zone che non voglio dire adesso, anche da un punto di vista nazionali, che sono state totalmente denaturate del loro valore aggiunto proprio dalle persone che non hanno, del posto che non hanno saputo valorizzare la terra. Ecco, i piemontesi questo lo sanno molto bene, sanno cosa significa lavorare una zolla di terra. Io quando vado in giro mi piace moltissimo raccontare questo aspetto, che mi piace moltissimo il fatto che tu stia tirando fuori delle cose sulle quali ci tengo molto. Quando vieni in visita nelle Langhe, quando qualcuno viene in visita nelle Langhe, credo che sia proprio un'esperienza spirituale per le persone, al di là del vino, al di là della gastronomia. Ma qui c'è quasi un silenzio veramente quasi fischiettante, nel senso che c'è una bellissima luce, ci sono delle persone che sono semplici, che lavorano la terra, ci sono delle persone proprio semplici, legati a determinati rapporti. E poi c'è tutto di contorno, il vino, la gastronomia, Mm. c'è il turismo, ci sono queste lunghe passeggiate che puoi fare tra le colline alte, tutte ondeggianti, puoi fare del trekking, cioè c'è tutto un sistema olistico completo che ovviamente dici, vabbè, poi non parliamo dell'aria, non parliamo poi delle cose che mangi, che voglio dire, qui è impossibile trovare un ristorante dove mangi male. Quindi, cosa devo dire? Io sono un grandissimo ambasciatore delle Langhe, ma Sì. ovviamente di Batasiolo. E niente, va bene, allora torniamo al Barolo, se no qui andiamo alla poesia. Torniamo al Barolo, eccolo qui, Barolo Allora, 2017. sì, come precedentemente ti avevo detto, l'annata 2017 è stata un'annata particolarmente calda. Allora, l'annata calda, lo abbiamo visto perché abbiamo anticipato di almeno 2 settimane la campagna vendemmiale. Quindi un ciclo vegetativo prettamente un po' più corto. Molti dicono quando assaggiano i vini della 2017, ma non è una grande annata. Io dico che soprattutto in queste annate riusciamo a vedere la grande resilienza del Nebbiolo anche in annate difficili. Ed è questa quello che tu hai detto all'inizio, quanto è evocato il territorio col vitigno. Cioè, c'è perfettamente un bellissimo spartito, quale il territorio della Langa, e uno strumento quale il nebbiolo che in questo momento suona una bellissima armonia anche in annate meno favorevoli come la 2017. Sì, perché non si direbbe, insomma, che è un'annata sfavorevole No, al... no, no. Allora, il vino in questo bicchiere diventa, se lo possono vedere, diventa già un bellissimo rosso granato, Eh sì, con la non so se ci differenza. riescono, però si vede, eccolo qui. Allora, durante il periodo di evoluzione, il Barolo durante gli anni, quindi da rosso granato può diventare rosso mattone.
quindi c'è una precipitazione a livello tecnico, dicono una precipitazione degli antociani, che sono delle molecole responsabili del del colore. colore. Quindi questo tipo di trasparenza che noi vediamo nella gioventù, col tempo diventa un po' più concentrata, e quindi durante magari qualche degustazione che si fa alla cieca, uno la riconducibilità di un vino vecchio, tra virgolette vecchio dico, di un vino vecchio lo si deduce già dal colore. E quindi possiamo dire ai tuoi allievi, a chi ci ascolta in questo momento, che già un colore denota la salubrità del vino, prima di tutto, e denota il fatto di quanti anni possa avere il vino. E può anche possiamo vedere anche da un colore del vino da dove viene, se viene dal nord, se viene dal centro, se viene dal sud. Eh sì, Allora, sentori molto tipici baroleggianti, quali la violetta, eh sì. che è il sentore tipico e la riconducibilità al vitigno Nebbiolo. Nel nebbiolo, sì, sì. Frutti rossi, la viola. Sempre le spezie. Una leggera nota orientaleggiata. E io in questa annata qui, che è un'annata un po' più approachable, un po' più calda da un punto di vista proprio di morbidezza, sento una cosa, e voglio sapere, mo dice, ma questo è cretino, però te la voglio dire uguale. Vai, Io vai, sento, dimmi. io sento la caramella alla propoli, poi dico, questo mi sa che si è fumato. No, però sento in questa caratteristica dell'annata una caratteristica tipo di propoli. Aspetta che l'assaggio anche. Dai, se uno lo va a cercare adesso che l'hai detto, dai, perché c'è un po' di leggero dolce che ricorda un po' il miele, cioè, quindi, Sì. però siccome poi è speziato e quindi uno fa questa associazione che potrebbe essere, dai, dai, te la passiamo. Grazie. E poi in bocca è un tannino perfettamente integrato, un Sì, qui perfetto sì. equilibrio tra morbidezze e durezze. Sì. Ma si sente questa perché il Barolo ha la caratteristica della nota tostata sullo sfondo, no? Questa cosa che si chiama, che adesso non mi ricordo, il Goudron, che è, Sì, 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 vero. che è Gudron, tipica. china, No, china a volte rabarbaro, in qualche Barolo vecchio senti anche il fungo, quindi questa nota molto terrosa. quindi la sentiremo Eh, di più in un Barolo più vecchio, tipo briccolina. Sì, ma soprattutto io credo che ti abbia spedito anche la Briccolina 2015, grandissima annata, che tra l'altro è quella che abbiamo presentato durante l'evento a Palazzo Ferraioli. Tre bicchieri Gambero Rosso, un vino comunque monumentale secondo il mio punto di vista, ed un vino comunque che, come giustamente hai detto tu, già dal colore, vedremo poi nella prossima diretta quanto cambierà questa cosa. Questo Barolo che abbiamo assaggiato oggi è un po' un riassunto delle diverse anime del Barolo di Batasiolo. Sono un po' un assemblaggio di 7 parcelle, Ho capito. raccolte separatamente in cassette da 150 kg. Queste cassette ovviamente hanno un protocollo di vinificazione tutto separato, uno stoccaggio anche da un punto di vista di maturazione all'interno del legno diverso. Quindi è molto importante poi successivamente nella fase finale, nella fase di assemblaggio, tener presente tutte le caratteristiche di queste parcelle. E qui entra in gioco la parte del know-how della famiglia, la, Certo. ri- la riconoscibilità del vigneto, come si comporta in un'annata calda piuttosto che in un'annata un po' più fresca, eccetera, eccetera. Eh sì, e quindi insomma, e quindi tutto il Barolo Batasiolo è qui dentro questa bottiglia. Bene, mi Sì. piace questa cosa, bella. Senti, per finire, tu hai parlato di grandi piatti piemontesi, così, con chi li abbiniamo? L'Anghe Nebbiolo e il Barolo. Allora, il Langhe Nebbiolo può essere abbinato sicuramente ad un antipasto, quindi qui va la fa da padrona il vitello tonnato, la fa l'insalata russa, quindi questa ha bisogno di grassezza, quindi anche succulenza da un punto di vista proprio all'interno del piatto. Però questo nebbiolino
proprio vedi che è proprio tutto su misura. Questo nebbiolino può essere anche accompagnato ad un bellissimo piatto di pasta, che qui ovviamente si usano i plin, i tagliarin. Poi tra l'altro sto anche facendo un po' lezioni di piemontese, dialetto piemontese, quindi perché per sentirmi parte del territorio. Quindi ho i miei maestri e le mie maestre, quindi su questo. Mentre il Barolo, come sai, allora, questa tipologia qui di Barolo, che è un Barolo classico, tradizionale, che rappresenta un po' un riassunto delle diverse anime del Barolo che abbiamo detto, la parte tortoniana di Lamorra, la parte elveziana di Serralunga d'Alba, e qui ci dobbiamo mettere formaggi stagionati con un certo tipo di aromaticità, ci devi mettere ovviamente un brasato, ci puoi mettere anche un buonissimo capretto, ovviamente un piatto ovviamente che possa reggere questa Complessità, certo, perché poi è questa complessità di aromi, di sentori anche in bocca, insomma, del Barolo, che non è un questa vino semplice. una stratificazione che ovviamente tu questo tannino e questa acidità la devi perfettamente bilanciare con un piatto che abbiamo detto, insomma. Bene, è quasi ora di cena, mi hai fatto venire l'acquolina in bocca, poi al nord Beh, si mangia prima, saranno già tutti a cena. guarda Io sono perché di Treviso, quindi capito? Quindi ero perché abituata a mangiare un po' prima, poi venendo a Roma. Perché ho abbassato le tende, altrimenti qui ti farei vedere fuori, tutto alle 7, tutti a casa a mangiare. O a vedere la nostra diretta, diciamo. Oh, vedi la nostra diretta, sì. Però è bello qui, bello, bellissimo, dovresti venire, vieni, anzi con qualche tuo allievo, con chi vuoi, eccetera, eccetera, perché poi tra l'altro siamo anche molto ospitali da questo punto di vista, quindi fa bene ogni tanto, ecco, immergersi in alcune realtà familiari come quella di Batasiolo, della famiglia Dogliani. Sì, sì, non mancherò perché io di solito diciamo che in Piemonte vengo sempre a sciare, venivo prima del Covid dal Sestriere e quindi quella era la mia gita in Piemonte. Poi sono diventata sommelier, poi è arrivato il Covid e quindi non mi sono più tanto mossa, ma quindi ne posso approfittare una bella gita nelle Langhe. Senti, grazie Gabriele, è stata una bellissima chiacchierata molto educativa, ma soprattutto proprio quelle che piacciono a me quando si parla di vino, un vino però che deve e può arrivare a tutti. Perché si può parlare anche di vino in maniera semplice, anche dicendo insomma cose importanti come abbiamo fatto questa sera. Quindi ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. Grazie a te, grazie dell'invito, ci Poi io ho vediamo altri presto. vini, io ho altri vini che qui io aspetterò le tue dirette, il Barbaresco, Barbera e Ah, anche due bianchi. Abbiamo anche lo Chardonnay, eh. eccolo qui, aspetta che qui mi impiccio con tutte queste bottiglie e il moscato, allora lo Chardonnay, quindi i due bianchi e il moscato d'Asti. Eh? Caspita, perfetto, Quindi poi adesso te sceglierai i prossimi vini e ci facciamo un'altra chiacchierata insieme, va bene? va bene. Grazie, 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 ciao. grazie, ciao, grazie Ciao, mille. ciao.